Cosa c'ha in comune Sicilia e Campania a Pasqua? La carciofola arrostita, ovvero i carciofi alla brace, li trovi per strada in ogni dove. Oggi omaggiamo il carciofo arrostito o la carciofola arrostita con dei bottoni cotti in brodo di carciofi e carciofi alla brace. Pasta special, la mia, questa è solo all'uovo, questa è con delle bietoline verdi profumatissime. Cominciamo da quella bianca, stendiamo la pasta bene 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 bene, deve essere sfoglia velo, la mano si deve vedere sotto, ripieno, semplicissimo, questo è fatto con pane tostato, pecorino, sale, pepe, un poco d'aglio e prezzemolo trito. Un po' di spray d'uovo ci permette di chiuderli bene. Via! Voilà! Copriamo facendo in maniera tale che l'aria fuoriesca. Lavoriamo sempre sul tagliere infarinato e passiamo qua sopra. Questo è un bel ricordo di Piemonte. Eccoli lì, lo stampo degli anorini. Chiudiamo così. Sigillati, pestate bene in maniera tale che si chiuda bene. Questi ravioli nascono col chiaro intento di riportarci al gusto della tradizione dello street food dei carciofi arrostiti. Cosa che ci mette in un carciofo arrostito? Sale, pepe, un po' di pecorino, caciocavallo, quello che sia. Da noi in Sicilia ci mettiamo pure un po' di mentuccia. Ah, una cosa importante, i ragazzi dicono tutti: chef, ma che misura lo fai? La macchina lavora in funzione anche dalla umidità della pasta e quindi l'unico modo è toccare. Questo per rapportarci a quella precedente dobbiamo fare un doppio passaggio all'ultimo giro, così diventa ancora più sottile. Qua aiutatevi con i due taglieri, così sapete quanto dovete girare dall'altro lato. Qua è un po' più difficile, dobbiamo andare a naso perché si vede di meno. Pronti? Anche questi abbiamo fatto. Mettiamoli insieme, bianchi e verdi. Con gli scarti dei carciofi, tutte le bratte, le cose, quelle che non da utilizzare, diventano questo, diventano un olio di brace. E poi dall'altro lato invece abbiamo un olio a prezzemolo al quale è stato aggiunto un poco di aglio. È proprio quello che mi aspetto dai carciofi. Allora, da una parte abbiamo i carciofi. Questi sono dei cuori di carciofo cotti sottovuoto, pizzico di sale, olio, ma niente di più. Anche perché il resto lo faremo all'ultimo, dopo averli scaldati. Aggiungiamo quest'olio di brace nei carciofi, così, e un olio a prezzemolo con qualche goccia di olio all'aglio. Eccoli qua. Mi raccomando, in questo momento non dobbiamo scaldare ulteriormente i carciofi. Gli odori devono essere proprio quelli di una brace contadina molto bordostrada. Condimento pronto da questo lato e da questo lato abbiamo questa salsa che è fatta con tutte le bratte dei carciofi, tutta la parte scartabile per così dire. Li facciamo direttamente in acqua, un chilo di scarti di carciofi, 4 litri d'acqua. Bollire acqua, mettiamo i carciofi all'interno, tutti gli scarti ben lavati ovviamente, e li facciamo andare per circa 45 minuti. Dopodiché frulliamo tutto e percoliamo, strizziamo bene e avremo alla fine un litro di brodo di carciofi, dai quali faremo un fondo legato leggermente con un pochettino di amido di mais, mettiamo il burro a emulsionare con un po' di purea di prezzemolo e un'infusione di menta. Allora, acqua che bolle, non troppo forte, sale in acqua, caliamo i bottoni, 3 minuti, non di più. Salsa la andiamo a schiumare, il burro, soprattutto se non troppo scaldato, e ci permette di fare questo. Una leggera bollicina che rende tutto più leggero. Pronti? Andiamo a impiattare, via! Ecco qua. Mettiamo una decina di questi ravioli, bottoni, chiamateli come volete, a carciofola arrostita, non lesinate, e poi ci divertiamo, mettiamo la nostra schiumetta qua su. Rende tutto più leggero. E poi ovviamente la base, mettiamo un paio di cucchiai pieni del nostro brodetto di carciofi, qualche goccia di olio al prezzemolo e all'aglio e qualche goccia di olio alla brace e qualche fogliolina di menta e qualche fogliolina di prezzemolo germogliato. Eccoli qua, i nostri bottoni sono qui per voi al ristorante Aria. Buona Pasqua e fate i bravi!